La grande preoccupazione perché nella discarica per inerti di Canal San Bovo, Ponte di Ronco, località Giaroni, stanno arrivando centinaia e centinaia di camion carichi di inerti che provengono dall'ex scalo Filzi, in zona Trento Nord, dove si stanno facendo appunto gli scavi per la TAV, diciamo la tratta ad alta velocità, appunto nella circonvallazione ferroviaria. Questo desta grossa preoccupazione a alcune associazioni e comitati che hanno, segnalato la cosa. Nello stesso tempo la preoccupazione comunque è anche del comitato in difesa del Vanoi, del torrente Vanoi, che mi ha contattato, ma anche degli amministratori locali. Per questo ho fatto non una, ma 2 interrogazioni, una a marzo e una a settembre, all'assessore all'ambiente della regione, chiedendo, approfondimenti, chiedendo spiegazioni, ma soprattutto chiedendo se la regione si sta occupando, si sta interessando a questo tema importantissimo di possibile inquinamento non solo del Vanoi, ma del torrente Cismon e di tutto il torrente Brenta, perché Cismon è un affluente del Brenta che poi potrebbe arrivare fino alla laguna veneta, veneziana. Per questo, abbiamo con questa conferenza stampa suonato un campanello d'allarme, cercando di attirare l'attenzione di tutti i sindaci lungo la tratta, lungo la via del Brenta, che tra l'altro partono dalla provincia autonoma di Trento, ma poi percorre la provincia di Vicenza, la provincia di Padova e anche la provincia di Venezia. Qui non possiamo star zitti, non possiamo essere indifferenti, soprattutto adesso che son già stati portati 50.000 metri cubi, ma se ne verranno portati 250.000, per cui siamo ancora in tempo per preoccuparci e eventualmente, se serve, anche bloccare questa cosa che a noi sembra veramente paradossale, fare una discarica di inerti che potrebbe essere molto pericolosa proprio a 20 metri da il fiume, uno dei fiumi, il torrente più incontaminato del nostro arco alpino. Siamo molto preoccupati perché, siamo proprio in riva di fatto a un torrente che nei secoli si è molto, mosso e ha attivato delle grandi alluvioni. Temiamo che questo deposito improprio mette a rischio le popolazioni a valle e gli usi civili e umani che se ne fanno con l'agricoltura e con l'acqua potabile. Noi siamo preoccupati perché, diciamo, ehm, il pericolo, diciamo, che questi inquinanti nel tempo, procurino dei danni irreparabili è una cosa che sta molto a cuore, diciamo. Speriamo che, ehm, anche da parte dell'autorità suprema, diciamo, della regione, ci sia l'intervento, diciamo, da parte dell'assessore competente e anche delle autorità, ehm, perché venga fatto un controllo e degli accertamenti ulteriori, perché la preoccupazione nostra è elevata. Noi il rischio penso che siamo, quelli che lo vedono, con occhi più lucidi, cioè, secondo me non c'è un rischio, ma c'è già l'inquinamento. Ho già detto prima in conferenza stampa che c'è solo il fatto che sono stati triplicati, dei valori per cui si possono portare terre contaminate, ma queste terre sono per noi contaminate.